Quando Gigi Riva tornerà, non ci troveranno ancora qua, con la vita in fallo laterale e il sorriso fermo un po' a metà. Tornerà la voglia di sognare, quando Gigi Riva tornerà. Quando Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in Serie A. Dopo tanti calci di rigore, troveremo insieme l'umiltà per ricominciare con più cuore, quando Gigi Riva tornerà. Crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità e sapremo piangere davvero quando il sogno ci confermerà che non passerà più lo straniero, quando Gigi Riva tornerà. Su, 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 come gli alpini, niente più paura ormai ci fa. Su, 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 che siamo i primi, tutti insieme verso il sole, tutti insieme verso il sole. Quando Gigi Riva tornerà, la partita ricomincerà. Grideremo insieme Italia, Italia, e patetico non sembrerà, stretti in questo sogno che ci ammalia, quando Gigi Riva tornerà. Una grande festa si farà e la banda ubriaca suonerà. Zumba pera e zumba pa, Dio ce ne sarà da raccontare, quando Gigi Riva tornerà. Con un omaggio a Gigi Riva, all'immenso Gigi Riva, vi diamo il benvenuto all'edizione 2024 di Amaimone su Carrasegare Antigu Samughesu, e questo è l'applauso per un campione senza tempo che ha portato alto il prestigio della Sardegna agli occhi del mondo, al grande Gigi Riva. L'applauso di Samugheo.
A Maimone un carnevale aperto che allarga i suoi confini all'accoglienza, al confronto con altre culture che trovano nello spirito della ricerca e della rappresentazione una matrice comune. Le maschere sarde, ma anche le maschere tradizionali della Spagna, della Croazia, dell'Ungheria, sono al centro di una sfilata che tra pochi minuti vedrà percorrere anche questo spazio gremito di tante persone provenienti da ogni angolo dell'isola. Una diretta che trasmetterà queste immagini consentirà anche a chi è lontano da qui, agli emigrati sardi, a chi vive appunto in luoghi distanti e che non ha potuto raggiungere Samugheo, di assistere al grande spettacolo che ritaglia suggestioni tra i miti e i riti di una storia che ci apprestiamo a raccontare. Una sfilata di maschere ancestrali, antropomorfe, zoomorfe, tipiche del carnevale sardo e barbaricino in particolare, le pelli, l'orbace, i campanacci e tutti quegli elementi che entrano nel gioco e completano uno scenario in movimento, caratterizzeranno il passaggio dei vari gruppi che rievocheranno riti avvolti nel mistero, danze propiziatorie, scene che la memoria ha trasferito nei secoli. C'è chi ha definito il carnevale un palinsesto di segni e simboli necessario a dare vita ad una rappresentazione figurativa del mondo dalla doppia natura. L'universo delle maschere che ogni cultura del nostro pianeta ha sentito il bisogno di indossare e non solo a carnevale è un formidabile tratto distintivo dell'umano che tenta di vincere la sua natura vulnerabile e transitoria. A nome quindi della comunità di Samugheo e dell'associazione culturale Ima Muzzones de Samugheo vi diamo il benvenuto e come vedete c'è proprio l'ingresso delle prime maschere di Samugheo che accogliamo con un bellissimo applauso qui nel cuore dell'abitato. Al mio fianco questo pomeriggio Gabriele Mura, che è parte dell'associazione che organizza, ci aiuterà anche ad entrare nello spirito di una rappresentazione che vive di passioni, di sentimenti identitari, di appartenenze, anche perché il significato delle maschere di Samugheo appartiene al sacro e al profano insieme. Compaiono in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, richiamate attorno al fuoco e pronte a sfilare per le vie del paese. Buonasera a tutti e benvenuti a Samugheo. Durante il percorso parleremo un po' appunto di maschere, di riti, anche a quello che è legato alla tradizione e alla storia e alla cultura della Sardegna, in particolare anche di Samugheo. Assistiamo alla rappresentazione dei piccoli componenti dell'associazione culturale Ima Muzzones de Samugheo. Sono i protagonisti del carnevale di Samugheo. Surzu, tenuto per la vita da suo amadore, il suo guardiano, ogni tanto cade a terra fingendo la passione che precede la sua morte, e le maschere dei Mamuzzones rappresentano invece i seguaci di Dioniso, il dio che ogni anno muore e rinasce come la vegetazione. Ecco che inizia questa danza propiziatoria, vediamo inquadrati anche i piccolissimi componenti dell'associazione, una storia che continua e che si tramanda, e vi lasciamo all'ascolto del ritmo assillante del loro incedere mentre formano un cerchio danzando intorno per completare il rito alle figure che abbiamo citato.
L'applauso per i piccoli protagonisti del Carnevale di Samugheo. I sonagli li avete ascoltati, questo suono sordo che hanno un significato apotropaico, vogliono con il loro suono tenere lontani dalla cerimonia gli spiriti del male. Su Mamuzzone una maschera muta col volto annerito dal sughero bruciato, l'abito sopra un abito di fustagno nero, indossa una casacca di pelli di capra senza maniche e poi lo avvolge una cintura da cui pendono diverse file di sonagli. Questo poi lo vedremo anche nel finale della nostra manifestazione, quando saranno i grandi ovviamente a guadagnare la scena e a porre fine a quello che sarà un bel viaggio, un racconto animato e ricco di contenuti. E vedremo tra poco trapuntare l'incontro con le diverse rappresentazioni, le diverse figure che vanno a formare il complesso delle maschere del Carnevale samughese. Ma avete visto anche la figura de Surzu, che rappresenta il dio che viene immolato alle sembianze di un capro, uno dei modi nei quali più frequentemente si manifestava Dioniso. Un sacrificio cruento, quando cade a terra sotto le percosse del suo amadore, appunto avete visto come rimane immobile, anche se tenta poi di guadagnare la fuga alla ribellione. Ma vediamo già da un'altra parte, ecco questa inquadratura, un'altra figura simbolo del Carnevale di Samugheo. Ecco, che cosa possiamo dire, Gabriele, di quello che stiamo vedendo arrivare verso di noi? Allora, possiamo dire che anche questo fa parte della nostra cultura, della quale c'è anche una testimonianza fotografica risalente agli anni venti, dove si intravede appunto una figura dell'asino, del carretto, e di questo personaggio che è molto particolare, chiamato Minchilleo, che tradotto, o meglio tagliato il nome, sarebbe diciamo, l'attributo del dio, quindi è un segno, diciamo, propiziatorio. Porta con sé un campano, porta con sé le vesti di tipo un prete, tipo una figura di un dio, e poi ha delle radici di asfodelo, e questo indica appunto la fertilità, quindi un segno di buon auspicio. E assomiglia con tante cose, parlavamo anche prima con Francesco Userra, che ha tenuto un convegno stamattina, sulla figura del dio, come anche per Oristano sa su Componidori, è una figura che non sta né in cielo né in terra, è sospesa da terra. Adesso, come vedete, questa figura guadagna il centro di quello che abbiamo voluto delimitare per quel che riguarda le rappresentazioni delle diverse maschere. C'è un corteo al seguito di queste figure che anneriscono il percorso, e adesso, attraverso anche la diffusione la trasmissione di un microfono, ascolteremo quello che ha da dire questa figura, la figura di Minchilleo. Oh. Opla. Vai. A di pregare se torrà un Minchilleo su nostro caro santo e Samugheo. Non ti posso negare